Ed eccoci allora nel post partita di Team Service Car Monza Y Sport Valdagno con l'ex Giulio Piccoli, per la prima volta appunto avversario di Monza. Ecco Giulio, per Valdagno la seconda sconfitta consecutiva, ma rispetto a quella precedente c'è un qualcosa di diverso, anche perché è maturato il momento in cui siete rimasti in inferiorità numerica, ma è sicuramente diversa rispetto all'ultima. Sì, io credo che l'ultima sconfitta, secondo me in realtà abbiamo fatto una buona partita. In questa partita abbiamo fatto un buon primo tempo, però nel secondo tempo, quando loro sono passati al 3-1, abbiamo un po' perso la testa e sì, c'è stato un po' un disordine generale. Giulio, dicevamo anche in sede di presentazione della partita, sono affrontate due tra le squadre più giovani del campionato di Serie A1, quindi ci sono sicuramente le cose positive, c'è stata comunque tanta intensità. Da dove deve ripartire Valdagno in vista del turno infrasettimanale contro Castiglione? Credo che in realtà noi dobbiamo partire proprio da allenarci bene e continuare senza perdere la testa per queste due sconfitte e niente, andare avanti, perché siamo una buona squadra, sappiamo che possiamo fare bene e dobbiamo andare avanti. Conclusione Giulio, l'emozione da ex, raccontaci, no? Deve essere stato anche difficile, anche se comunque sei un professionista, quindi poi in campo pensi soltanto alla tua squadra, però insomma l'emozione c'è ed è normale, immagino. Sì, ovviamente c'è sempre un po' di emozione tornare a giocare dove si giocava prima e sì, e poi ovviamente si gioca per la squadra che si gioca, quindi ecco. Va bene, grazie mille Giulio Piccoli, ciao.